Buonasera ragazzi, stanno passando gli highlight della partita. Italia 1, Polonia 0, o meglio, Polonia 0, Italia 1 perché si giocava in Polonia. Finalmente una vittoria azzurra dopo quanto? 5, 6 pareggi, sconfitte, non si capisce. Comunque abbiamo vinto questa partita, importante era portare i 3 punti a casa per non dare la matematica qualificazione del Portogallo per la fase semifinale. Italia è viva, Italia sta viva, continuiamo in questo sogno di andare avanti con questi giovani in questa competizione delle nazioni. Ma prima di tutto parliamo della partita. Parliamo della partita e dopo commentiamo un po', diciamo, qualche aspetto futuro, cosa ci aspettiamo. Allora, prima di tutto, una partita che ha dato segnali positivi già da subito. Italia possesso palla, attacchi, scambi tra attaccanti, azioni veloci, due traverse, una di Giorgini e una di Insigne, vari miracoli, parate di Szczesny che per me è il miglior della partita, se non miglior della partita, il miglior polacco in campo. Devo dire che comunque c'è stato molto gioco rapido, mi è piaciuto Insigne, mi è piaciuto Chiesa, mi è piaciuto il centrocampo e la difesa che ha mantenuto, perché non dimentichiamo che hanno loro davanti, Lewandowski, hanno Milik, sono giocatori importanti, hanno per me, non perché gioca nel Napoli, ma è il miglior centrocampista giovane che c'è in circolazione, uno dei migliori, che è Zelinski. Per me la Polonia, di tutto rispetto, è una squadra che comunque è arrivata come testa di girone ai scorsi mondiali, certo è andata male, ma comunque la Polonia abbiamo visto anche stasera che è una squadra che vale. È l'Italia che sta crescendo, sono giovani, dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi. L'importante è che continuino a giocare insieme, no? Man mano Mancini sta scegliendo i titolarissimi di questa nazionale, almeno i perni per come posso dire, cada settore del campo, difesa, centrocampo, attacco, i perni principali titolari, in modo che diamo una identità, un'anima a questa Italia, un'anima che è andata, diciamo, come posso dire, da Giorginio che sta a centrocampo, sta gestendo bene con Verratti, che sembrava una convivenza difficile, come posso dire, inadeguata. Invece no, ragazzi, hanno dimostrato che insieme possono giocare. E niente, che posso dire, ragazzi? Due traverse, varie parate di Szczesny, un'Italia che comunque ha tentato la via del gol con varie azioni d'attacco già dal primo tempo. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate, la partita si è aperta, perché ripetiamo, questo risultato non andava bene sia per l'Italia che la Polonia, perché il Portogallo, avendo in Brasil Suppian vinto con entrambe, matematicamente si qualificava se in questa partita ci sarebbe stato un pareggio. Invece no, l'Italia sta viva, quindi è tutto da rifare per il Portogallo, perlomeno c'ha un vantaggio di punti, chiaro, ma comunque l'Italia sta viva, sta là. Prossima partita col Portogallo, cerchiamo di concentrarci adesso, ma ragazzi non ci illudiamo, questa è Italia giovane, ripeto, per me stanno iniziando a giocare adesso, credo che comunque possiamo toglierci qualche soddisfazione, non è detto che vinceremo questa competizione, perché anche questo gol l'abbiamo trovato solo al 92esimo, ragazzi, con Biraghi al 92esimo, dopo traverse, parate, cioè non voleva entrare facilmente questa palla. Questa partita si poteva vincere 4-2, 4-3, 5-3, 5-2, 5-1. Per me l'Italia ha meritato, ha giocato di più, ha giocato meglio, la Polonia ha avuto le sue occasioni, soprattutto in contropiede. E niente ragazzi, io credo che comunque ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Che dire più? Gol di
Biraghi al 92esimo, unico ammonito della partita è Jorginho. Mi sono piaciuto. Se posso dare un parere un voto negativo un po' a Bernardeschi, perché sinceramente si è mangiato chi gol, cioè si è mangiato un paio di gol fatti, soprattutto un'occasione dove col colpo di testa doveva solo appoggiarla dentro, e un numero 9, un attaccante con fame di gol l'avrebbe messa dentro, ragazzi. Là è un errore che non si può fare con una partita che devi vincere, una partita che sta ferma sullo 0-0, una nazionale che sta comunque crescendo, che ha bisogno per fiducia, per autostima, di fare risultato. Vabbè, l'importante è che siamo riusciti. Adesso non è che voglio dare la colpa a Bernardeschi, che Vancini l'ha capito che forse magari stava stanco e comunque non stava proprio in forma al 100%, comunque ha fatto una buona partita. E niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video che sarà la partita contro l'Udinese del nostro amato Napoli, ragazzi. Forza Azzurri e andiamo così. Ciao!